Hello. Good morning, world. Good evening, world. How are we doing? Hope all well in the new year. Guys, when I straight to the point, Alessandro Baricco, Oceano Mare, an amazing, super beautiful romance of this amazing Italian writer to read all the way, okay, in one breath. È, è bellissimo. It's absolutely wonderful. When I start reading, I say, where I am. I feel in another dimension. And that's what I will do now. Okay? I will read never stop because it's beautiful. It's incredible, fantastico. Libro primo, Locanda al Mayer. Sabbia a perdita d'occhio, tra le ultime colline e il mare, nell'aria fredda di un pomeriggio quasi passato e benedetto dal vento che sempre soffia da nord, la spiaggia e il mare. Potrebbe essere la perfezione, immagine per occhi divini, mondo che accade e basta. Il muto esistere di acqua e terra, opera finita ed esatta, verità, verità. Ma ancora una volta è il salvifico granello dell'uomo che inceppa il meccanismo di quel paradiso. Un'inezia che basta da sola a sospendere tutto il grande apparato di inesorabile verità. Una cosa da nulla ma piantata nella sabbia. Impercettibile strappo della superficie di quella santa icona, minuscola eccezione, posatasi sulla perfezione della spiaggia sterminata. A vederlo da lontano non sarebbe che un punto nero, nel nulla, il niente di un uomo e di un cavalletto da pittore. Il cavalletto è ancorato con corde sottili a quattro sassi posati nella sabbia. Oscilla impercettibilmente al vento che sempre soffia da nord. L'uomo porta alti stivali e una grande giacca da pescatore. Sta in piedi di fronte al mare, rigirando tra le dita un pennello sottile. Sul cavalletto una tela. È come una sentinella, questo bisogna capirlo, in piedi a difendere quella porzione di mondo dall'invasione silenziosa della perfezione. Piccola incrinatura che sgretola quella spettacolare scenografia dell'essere. Giacché è sempre così, basta il barlume di un uomo a ferire il riposo di ciò che sarebbe a un attimo dal diventare verità, e invece immediatamente torna ad essere attesa e domanda, per il semplice e infinito potere di quell'uomo che è feritoia e spiraglio, porta piccola da cui rientrano storie a fiumi e l'immane repertorio di ciò che potrebbe essere, squarcio infinito, ferita meravigliosa, sentiero di passi a migliaia, dove nulla più potrà essere vero, ma tutto sarà, proprio come sono i passi di quella donna che avvolta in un mantello viola, il capo coperto, misura lentamente la spiaggia, costeggiando la risacca del mare e riga da destra a sinistra l'ormai perduta perfezione del grande quadro, consumando la distanza che la divide dall'uomo e dal suo cavalletto, fino a giungere a qualche passo da lui e poi proprio accanto a lui, dove diventa un nulla fermarsi e tacendo guardare. L'uomo non si volta neppure, continua a fissare il mare, silenzio. Di tanto in tanto intinge il pennello in una tazza di rame e abbozza sulla tela pochi tratti leggeri. Le setole del pennello lasciano dietro di sé l'ombra di una pallidissima oscurità
che il vento immediatamente asciuga, riportando a galla il bianco di prima. Acqua. Nella tazza di rame c'è solo acqua e sulla tela niente. Niente che si possa vedere. Soffia come sempre il vento da nord e la donna si stringe nel suo mantello viola. Plasson, sono giorni e giorni che lavorate qua giù. Cosa vi portate in giro a fare tutti quei colori se non avete il coraggio di usarli? Questo sembra risvegliarlo. Questo l'ha colpito. Si gira a osservare il volto della donna e quando parla non è per rispondere. Vi prego, non muovetevi, dice. Poi avvicina il pennello al volto della donna, esita un attimo, lo appoggia sulle sue labbra e lentamente lo fa scorrere da un angolo all'altro della bocca. Le setole si tingono di rosso carminio. Lui le guarda, le immerge appena nell'acqua e rialza lo sguardo verso il mare. Sulle labbra della donna rimane l'ombra di un sapore che la costringe a pensare acqua di mare. Quest'uomo dipinge il mare con il mare. Ed è un pensiero che dà i brividi. Lei si è già voltata da tempo e già sta rimisurando l'immensa spiaggia con il matematico rosario dei suoi passi, quando il vento passa sulla tela ad asciugare uno sbuffo di luce rosea, nudo a galleggiare nel bianco. Si potrebbe stare ore a guardare quel mare e quel cielo e tutto quanto, ma non si potrebbe trovare nulla di quel colore, nulla che si possa vedere. La marea da quelle parti sale prima che arrivi il buio. Poco prima, l'acqua circonda l'uomo e il suo cavalletto, se li piglia, adagio, ma con precisione restano lì, l'uno e l'altro impassibili, come un'isola in miniatura o un relitto a due teste. Plasson, il pittore, viene a prenderselo ogni sera una barchetta, poco prima del tramonto, che l'acqua gli è già arrivata al cuore. È così che vuole lui. Sale sulla barchetta, ci carica il cavalletto e tutto e si lascia riportare a casa. La sentinella se ne va. Il suo dovere è finito, scampato pericolo. Si spegne nel tramonto l'icona che ancora una volta non è riuscita a diventare sacra. Tutto per quell'ometto e i suoi pennelli. E ora che se n'è andato non c'è più tempo. Il buio sospende tutto, non c'è nulla che possa nel buio diventare vero. Solo di rado e in un modo che taluni in quei momenti nel vederla si udivano dire a bassa voce: ne morirà oppure, ne morirà o anche, ne morirà e perfino, ne morirà, tutti intorno colline. La mia terra, pensava il barone di Cornwall. Non è proprio una malattia, potrebbe esserlo, ma è qualcosa di meno. Se ha un nome deve essere leggerissimo. Lo dici e già è sparito. Quando era bambina, un giorno arriva un mendicante e comincia a cantare una nenia. La nenia spaventa un merlo che si alza. Spaventa una tortora che si alza ed è il frullare delle ali, le ali che frullano un rumore da niente. Sarò stato 10 anni fa, sarà stato 10 anni fa. Passa la tortora davanti alla finestra, un attimo, così, e lei alza gli occhi dai giochi e io non so, aveva addosso il terrore, ma un terrore bianco. Voglio dire, non era come uno che ha paura, era come uno che stesse per scomparire. Il frullare delle ali, uno che gli scappava l'anima. Mi credi?
Credevano che sarebbe cresciuta e tutto sarebbe passato, ma intanto per tutto il palazzo stendevano tappeti perché, è ovvio, i suoi stessi passi la spaventavano. Tappeti bianchi dappertutto, un colore che non facesse del male, passi senza rumore e colori ciechi. Nel parco i sentieri erano circolari, con la sola eccezione ardita di un paio di viali che serpeggiavano inanellando morbide curve irregolari, salmi, e questo è più ragionevole. In effetti basta un po' di sensibilità per capire che qualsiasi angolo cieco è un agguato possibile e due strade che si incrociano una violenza geometrica e perfetta, sufficiente a spaventare chiunque sia seriamente in possesso di una vera sensibilità, e tanto più lei, che non possedeva propriamente un animo sensibile, ma, per dirla con termini esatti, era posseduta da una sensibilità d'animo incontrollabile, esplosa per sempre in chissà quale momento della sua vita segreta, vita da nulla, piccola com'era, e poi risalita al cuore per vie invisibili e agli occhi e alle mani e a tutto, come una malattia, che una malattia non era, ma qualcosa di meno, che se ha un nome deve essere leggerissimo, lo dici e già è sparito. Per cui nel parco i sentieri erano circolari. Né bisogna dimenticare la storia di Edeltraud, che in tutto il paese non aveva rivali nel tessere la seta e perciò fu chiamato dal barone un giorno d'inverno, che la neve era alta come bambini, un freddo dell'altro mondo, arrivare fin là fu un inferno. Il cavallo fumava, le zampe a casaccio nella neve e la slitta dietro a scarrocciare. Se non arrivo entro 10 minuti forse muoio. Come è vero che mi chiamo Edel, muoio. E per giunta, senza nemmeno sapere cosa diavolo deve farmi vedere il barone di così importante. Cosa vedi, Edel? Nella camera della figlia il barone sta in piedi di fronte alla parete lunga, senza finestre, e parla piano con una dolcezza antica. Cosa vedi? Tessuto di Borgogna, roba di qualità e paesaggi come tanti, un lavoro fatto bene. Non sono paesaggi qualunque, Edel. O almeno non lo sono per mia figlia. Sua figlia? È una specie di mistero, ma bisogna cercare di capire lavorando di fantasia e dimenticare che è quel che si sa in modo che l'immaginazione possa vagabondare libera, correndo lontana dentro le cose fino a vedere come l'anima non è sempre diamante, ma alle volte velo di seta. Questo posso capirlo. Immagina un velo di seta trasparente. Qualunque cosa potrebbe stracciarlo, anche uno sguardo. E pensa alla mano che lo prende. Una mano di donna, sì, si muove lentamente e lo stringe tra le dita, ma stringere è già troppo. Lo solleva come se non fosse una mano, ma un colpo di vento. E lo chiude tra le dita come se non fossero dita, ma come se non fossero dita, ma pensieri. Così questa stanza è quella mano e mia figlia è un velo di seta. Sì, ho capito. Non voglio cascate, Edel, ma la pace di un lago. Non voglio querce, ma betulle. E quelle montagne in fondo devono diventare colline. E il giorno un tramonto, il vento una brezza, le città paesi, i castelli giardini. E se proprio ci devono essere dei falchi, che almeno volino e lontano. Sì, ho capito. C'è solo una cosa. E gli uomini? Il barone tace.
osserva tutti i personaggi dell'enorme tappezzeria uno ad uno, come a sentire il loro parere. Passa da una parete all'altra, ma nessuno parla. C'era da aspettarselo. Edel, c'è un modo di fare degli uomini che non facciano del male? Se la deve essere chiesta anche Dio questa al momento buono. Non so, ma ci proverò. Nella bottega di Edeltraud lavorarono dei mesi con i chilometri di filo di seta che il barone fece arrivare. Lavoravano in silenzio perché, diceva Edel, il silenzio doveva entrare nella trama del tessuto. Era un filo come gli altri, solo che non lo vedevi, ma lui c'era. Così lavoravano in silenzio, mesi. Poi un giorno un carro arrivò al palazzo del barone e sul carro c'era il capolavoro di Edel. 3 enormi rotoli di stoffa che pesavano come croci in processione. Li portarono su per la scalinata e poi lungo i corridoi e di porta in porta fino al cuore del palazzo, nella stanza che li aspettava. Fu un attimo prima che li srotolassero che il barone mormorò: "E gli uomini?" Edel sorrise. "Se proprio ci devono essere degli uomini, che almeno volino e lontano." Il barone scelse la luce del tramonto per prendere sua figlia per mano e portarla nella sua nuova stanza. Edel dice che lei entrò e subito arrossì di meraviglia, e il barone per un istante temette che la sorpresa potesse essere troppo forte, ma non fu che un istante, perché subito si fece udire l'irresistibile silenzio di quel mondo di seta dove una terra clemente riposava lietissima e piccoli uomini sospesi nell'aria misuravano a passo lento l'azzurro pallido del cielo. Edel dice, e questo non potrà dimenticarlo, che lei si guardò a lungo intorno e poi voltandosi sorrise. Si chiamava Eliswin. Aveva una voce bellissima, velluto, e quando camminava sembrava scivolasse nell'aria, che non potevi smettere di guardarla. Ogni tanto, senza ragione, le piaceva mettersi a correre lungo i corridoi, incontro a chissà cosa. Su quei tremendi tappeti bianchi smetteva di essere l'ombra che era e correva, ma solo di rado, e in un modo che taluni in quei movimenti, nel vederla, si udivano dire a bassa voce. Alla locanda Almayer ci potevi arrivare a piedi, scendendo per il sentiero che veniva dalla cappella di Saint-Amand, ma anche in carrozza per la strada di Courtel o su una chiatta scendendo il fiume. Il professor Bartolboom ci arrivò per caso. "Questa è la locanda della pace?" "No." "La locanda di Saint-Amand?" "No." "L'albergo della posta?" "No." "La ringa reale?" "No." "Bene, c'è una stanza?" "Sì, la prendo." Il librone con le firme degli ospiti aspettava aperto su un leggio di legno. Un letto di carta appena rifatto che aspettava i sogni ed i nomi altrui. La penna del professore si infilò voluttuosamente tra le lenzuola. Ismael Dante Ismael Professor Bartolboom. Con svolazzi e tutto, una cosa ben fatta. Il primo Ismael è mio padre, il secondo mio nonno, e quello? A Dante? No, non quello lì, questo. Prof? Professore, no? Vuol dire professore. Che nome scemo. Non è un nome. Io sono professore, insegno, capite? Io vado per la strada e la gente mi dice: "Buongiorno, professor Bartolboom."
Buonasera, professor Bartleboom. Ma non è un nome, è quello che faccio. Insegno. Non è un nome, no. Vabbè, io mi chiamo Dira. Dira? Sì, vado per la strada e la gente mi dice buongiorno Dira, buonanotte Dira. Sei bella oggi Dira. Che bel vestito che hai Dira. Hai mica visto Bartleboom per caso, no? È nella sua stanza, primo piano, l'ultima in fondo al corridoio. Questi sono gli asciugamani, tenete. Si vede il mare, spero che non mi dia fastidio. Il professor Bartleboom, da quel momento semplicemente Bartleboom, prese gli asciugamani. Signorina Dira, sì? Posso permettermi una domanda? Sarebbe? Ma voi quanti anni avete? 10. Ah, ecco. Bartleboom, da poco ex professor Bartleboom, prese le valigie e si incamminò verso le scale. Bartleboom, sì? Non si chiede l'età alle signorine. È vero, scusate. Primo piano, l'ultima in fondo al corridoio. Guys, I don't know what to say. Seriously. Um, I am totally struck. I'm totally fascinated. It's a little difficult to read, guys, because the sentences are very long. The punctuation mark is really, you know, he save a lot of full stops, but the flow, ma the flow is amazing, amazing. It's difficult to give to read with a proper cadenza, but since the punctuation is very well done, okay, and also the analysis, you know, the way how he write the sentences is I find absolutely easy and smooth, very very smooth. I feel pleasure reading this. Absolutely amazing. I hope that I have not been boring you with this, but I would like to be to bring this lecture today. Also because we are here for learning in Italian, okay, guys? And I always push with reading. We have to learn how to read properly. And this kind of writing is not easy to read. I need to breathe, you know, to control my breath to read with the proper with the proper cadenza, you know. And then it's a mix of a dialogue, sudden improvised dialogues, and third person, you know, narrative. It's quite entertaining and quite challenging to read. But I think, guys, I invite you read. That's why I always say, guys, dubbing. If you exercise in dubbing the voice, any kind of voice of a native, uh, that's the best exercise to become fluent in the speech. You know, that is absolutely amazing. And I take the chance now. Please use my lecture, my reading, for dubbing, okay, to focus on the dubbing exercise, okay. All right, guys, thank you very much. I hope that you really like. I enjoy so much. It's amazing, this book. It's really really amazing. All right, thank you very much and see you next. Bye. Ciao.